Si trova a Londra dal 2022 e di lui si erano perse un po' le tracce, ma l'aggressore di Marta Novello è ritornato a far parlare di sé. Oggi 19enne, il ragazzo stava guidando su una strada della capitale britannica su una Honda College Street quando non si è fermato all'alta della polizia. Braccato, non aveva la patente né il mezzo era assicurato. Da qui il procedimento giudiziario con il giovane condannato a una consistente pena pecuniaria per centinaia di pound. Una vicenda che oltrepassata la manica fa discutere, troppo vivido ancora il ricordo di quel 22 marzo 2021 quando Marta Novello venne aggredita mentre faceva jogging a Marocco di Mogliano, 23 coltellate che solo per miracolo non le costarono la vita. All'epoca Marta aveva 26 anni, il suo assalitore, che viveva sempre a Marocco, appena 15, un'aggressione brutale che interrogò l'Italia intera. Per la famiglia Novello nessuna sorpresa, solo una constatazione amara. Non dico che fosse una questione di tempo, ma insomma da quello che emergeva dalle due perizie, da un lato la pericolosità sociale, dall'altra la mancata elaborazione del fatto da parte del minore, lasciavano in qualche modo presagire situazioni del tipo di quelle che si sono verificate. Insomma, un soggetto pericoloso condannato a 5 anni dopo una sofferta parabola giudiziaria con il giovane trasferitosi a Londra approfittando di fatto di un errore procedurale. Nelle more della notifica la madre ha preferito insomma, portarlo con sé a Londra. Quindi oltre al periodo di custodia cautelare massimo, altro tipo di applicazione restrittiva della libertà non l'ha subita e conseguentemente insomma, non essendo la sentenza passata in giudicato la pena non è definitiva al momento. Riporta l'umore della comunità il sindaco Bortolato, serviva un epilogo diverso ma soprattutto un differente approccio. C'era quasi da aspettarselo che avrebbe commesso qualche altro reato. Sicuramente la scelta di portarlo a Londra nel 2002 fatta dalla madre non ha fatto bene al ragazzo. C'era già individuata una comunità di recupero che assieme all'ASL avevamo trovato e però hanno preferito andare a Londra e questo sicuramente non ha fatto bene al ragazzo. Il ragazzo che ha problemi, che continua a delinquere, che non ha scontato la pena. Quello che ci rincuora è che è distante dalla nostra comunità, soprattutto distante da Marta, alla quale va un pensiero perché queste cose riaprono una ferita che fa fatica a ricucirsi.